appuntamenti di mercoledì 13 maggio è aperta alle visite la mostra fotografica Immagini e ricordi della parrocchia di Santi Giovanni Battista e Giovanni Bono a cura di Carlo Guglieri. È uno degli eventi per il 75° anniversario della consacrazione della chiesa a Recco dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Nella sede del club Le Arti si incontrano a Palazzo Costa Zenoglio di Chiavari è esposta la mostra di dipinti Solitude di Giacomo Mauro Giuffra dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18:30. Al Museo d'Arte Orientale Chiossone di Genova va in scena il concerto del pianista Giordano Buondonno che porta brani di Debussy, Rachmaninoff e Mussorgsky, inizio alle 16. Per i corsi di cultura di Chiavari, dalle 16:15 in Sala Rivellara di Via del Pino, il professor Gianluca Lizza racconta l'arte ligure del Novecento, una lezione Geografia e storia di borghi, strade e quartieri attraverso le opere di alcuni artisti. Per la rassegna Lavagna Città che legge in programma l'incontro Ogni libro è una creatura viva alle 17:30 alla Biblioteca Serbandini Bini di Lavagna. Al teatrino Ottavio Cirio Zanetti di Genova i due scrittori Salvatore Silvano Nigro e René De Cecatì dialogano su Lampedusa, Salina Visconti alla ricerca del Gattopardo. Inizio alle ore 18. Per il ciclo Mondovisioni documentari internazionali al Cinema Sivo di Genova si può vedere The Shadow of Scholars di Eloise King, inizio alle 21. Al Circolo alla Cerchidea di Santa Margherita Ligure proiezione del film Amianto, Genova, storia di una lotta operaia di Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli, inizio alle ore 21. Al Cinema Circuito San Pietro di Genova c'è il film vincitore del Davide di Donatello, Le città di pianura di Francesco Sossai, inizio alle ore 21.